Si è chiusa con un deciso cambio di direzione l'edizione 2023 della storica Fiera del Bestiame di Ollastra. Oltre 200 espositori, più di 20.000 presenze attestate, parte in fiera nell'area riservata agli addetti ai lavori del mondo rurale, convenuti a Ollastra a proporre le novità sul campo, difficoltà e indirizzi di un mestiere antico che fatica a reggere un mercato europeo e globale che sembra dimenticare le esigenze delle piccole aziende familiari che costituiscono il nucleo centrale delle produzioni sarde. Modernità e tradizione. Eh sì, oggi dai siamo al clou, proprio la giornata attesa da tutti qua a Ollastra. Abbiamo iniziato i giorni scorsi con degli eventi collaterali, dall'arte alla cultura, e oggi finalmente è arrivato, dopo tanti sacrifici, grazie ai collaboratori del comune, grazie agli amministratori che mi hanno sostenuto e hanno portato anche loro delle innovazioni, e in più devo ringraziare anche tutta la popolazione perché mi hanno veramente aiutato e supportato. E tutte le associazioni naturalmente, poi ringrazio la Regione Sardegna, ringrazio tutti quelli che sono venuti oggi a tagliare il nastro insieme a me. Naturalmente un ringraziamento particolare va all'onorevole Cera del territorio che ci ha aiutato e sopportato e creduto in questo nostro progetto della fiera, e oggi si vedono i risultati. Abbiamo portato 20 aziende zootecniche, ci sono tante innovazioni zootecniche, tra le quali aziende abbiamo le pecore nere che non si vedono in tutte le fiere, che arrivano da Arbus. Poi ci sono alcune ovini che arrivano da Bolottana, poi abbiamo naturalmente degli ovini e sono orgoglioso di Ollastra, abbiamo anche un pony equino di Ollastra, poi abbiamo degli asinelli che arrivano da Siapicia, poi abbiamo gli asinelli dell'asinare, in particolar modo devo ringraziare Agris, devo ringraziare l'Associazione Nazionale dei Pastori e l'Associazione Allevatori Sardegna. Una mostra che racconta la storia. Sì, abbiamo creato una mostra dove abbiamo raccolto i documenti e facciamo l'appello a tutte le persone, anche magari che hanno dei loro genitori o dei loro nonni, bollettini che riguardano la Fiera di San Marco o altri documenti, compreso le fotografie. Bellissima fiera, bella gente, cosa c'è da dire? Complimenti a chi l'ha organizzato. È un'occasione per fare affari. Sì, come vedo i miei amici hanno venduto tutto, speriamo bene anche per i prossimi anni e niente. Un giovane allevatore che viene alla Fiera di San Marco, ha ancora un senso questo lavoro? Ci proviamo ogni giorno, speriamo bene. Le situazioni sono un po' drastiche, difficili, bisogna provarci e insistere. È molto bello invece vedere che comunque è un mercato, una storia antica che continua. Il mercato sì, c'è sempre, anche se torniamo sempre a situazioni difficili in economia e diverse situazioni. Cosa alleni? Solo bestiame e ovino. Fiera di San Marco, una delle attività produttive dei motori dell'industria in Sardegna è proprio la tradizione, le produzioni tradizionali.
Sì, la Fiera di San Marco è riuscita soprattutto negli ultimi anni a aprire le porte delle nostre attività produttive tipiche verso i confini, che non sono solo quelli regionali ma che evidentemente interessano anche altri mercati. Un plauso va certamente a chi nel corso di questi anni è riuscito a trasformare un evento che era un piccolo evento tradizionale in qualcosa di molto più grande, che restituisce certamente onore e merito a quelle che sono le nostre risorse e le nostre peculiarità. Le tradizioni e le comunità che lavorano e che portano avanti nel tempo un mercato, che è un incontro, che ha tanti significati, ma poi va aiutato. Assolutamente sì, qua siamo a Ollastra, siamo all'interno di una manifestazione fieristica che ha una lunga storia, è una manifestazione fieristica, una rassegna dell'allevamento in Sardegna, punto di incontro di tanti allevatori, di tanti commercianti che come detto negli ultimi anni aveva perso un po' quella che è la sua originalità. Quest'anno l'amministrazione ha lavorato tanto, come regione abbiamo supportato le loro iniziative, quindi congiuntamente siamo riusciti a mettere in piedi una rassegna che punta a ritrovare la sua centralità, a mantenere viva la storia, le tradizioni, la ruralità di questi luoghi e soprattutto valorizzare quelli che sono i nostri allevamenti. Quindi congiuntamente a quelle manifestazioni storiche consolidate che l'amministrazione regionale sostiene finanziariamente, siamo riusciti ad inserire anche Ollastra tra questi eventi. Quindi ecco, dico che ci sono tutti i presupposti, il supporto dell'amministrazione regionale c'è tutto, è confermato, la nostra presenza qua di tutte le istituzioni sta a significare che ci crediamo e crediamo in questi territori che risultano per certi versi marginali ma hanno veramente tanta volontà di crescere e di imporsi nel panorama regionale. Fiere, mostre tradizionali che sono però delle occasioni di mercato, di vendita e di produzione. Qui non siamo in una delle tante occasionali fiere e mostre che nascono negli ultimi anni e negli ultimi mesi, ma qua siamo in una delle fiere più importanti e più rappresentative della storicità della Sardegna. La Fiera di San Marco è una delle occasioni più vecchie e più antiche della Sardegna, dove si ha il dovere di attualizzarsi e di innovare l'azione di vendita e di promozione di tutti quelli che sono i prodotti del mondo agricolo che oggi in Sardegna stanno trovando non poche difficoltà nell'essere promossi. Siamo qua a supportare l'amministrazione comunale che ha fatto un lavoro egregio, che sta facendo sì che la Fiera di San Marco possa attualizzarsi ai tempi nostri, ai tempi di oggi. Ribadiamo la soddisfazione nell'essere qua, nel voler rappresentare il Parlamento in questo momento a Ollastra nella Fiera di San Marco. Fiera di Ollastra, esporre i prodotti che servono per l'allevamento. Sì, sicuramente è un appuntamento importante dove cerchiamo di non mancare. Ormai sono più di 20 anni che frequentiamo questa fiera, che è un punto di incontro tra noi fornitori e i nostri clienti, diciamo, dove presentiamo le ultime novità nell'ambito della nostra attività, che nello specifico si tratta di impianti di mungitura e refrigerazione del latte. La risposta lo vedete dalla gente che gira, è incredibile, in poco spazio c'è tantissima gente, è una fiera, un incontro molto sentito e a noi fa piacere parteciparci tutti gli anni, insomma, dai. Sono più tradizionalisti oppure preferiscono le novità? Sono esigenti gli allevatori sardi? Ma diciamo un mix delle due cose, anche se la curiosità porta anche all'innovazione, insomma, troviamo soprattutto nelle nuove generazioni degli allevatori o figli di allevatori che sono molto propensi all'innovazione, che li possa aiutare nell'ambito della loro attività, insomma, ecco. Tante persone in una fiera tradizionale, però si deve mangiare. Certo, qui si può cucinare solo per passione e per amore e la gente ama quello che facciamo noi, altrimenti con questa crisi non sosterrebbe questi prezzi, ok? Perché questi prezzi sono dati da quella passione, per trovare un prodotto genuino,
storico della Sardegna in quel modo, tranquillo, come se fosse a casa sua. C'è la festa, c'è San Marco, c'è la fiera e c'è la possibilità di stare in convivialità con chi non si conosce anche. A Savesta siamo tutti allo stesso livello. Fiera del bestiame, ma la tradizione è pesce e anche muggini. Pesce e anguille, sì. Da tantissimi anni che mio papà faceva, tramandato dal suo padre, praticamente mio nonno, circa 70 anni, ogni anno che facciamo le stesse. Venite ad Ollastra? Sì. Abbiamo tantissimi clienti, no? Da dove arrivano queste anguille? Forse dall'allevamento di San Gavino, quelli più buoni adesso come adesso. E i muggini sono di Peschiera di Cabras. Anguille e pesci anche in una fiera del bestiame? Sì, sicuramente ci devono essere la tradizione di Ollastra, i pesci, gli anguille, come anche nella fiera di Ozieri, noi avevamo anche Ozieri, dunque le classiche anguille graditissime, sì. Da dove arrivano questi? I muggini sono di Cabras e gli anguille sono di Santa Giusta. Le feste sono sempre un'occasione per promuovere i prodotti tradizionali. E ci mancherebbe, noi dobbiamo promuovere i nostri prodotti della nostra Sardegna, che dobbiamo mandare avanti la nostra economia. Queste feste per noi sono un patrimonio universale e dobbiamo mandarle avanti. E sono bellissime. Poi questa festa di Ollastra è una delle migliori in assoluto, una bellissima festa, ben organizzata, ci vengo sempre volentieri, proprio mi fa piacere venire. Ma dei prodotti, degli ottimi prodotti, dei buoni pecorini, caprini, dei prodotti fatti artigianalmente, degli ottimi salumi. E poi tanta gentilezza e qualità, naturalmente. La tradizione del pesce, una donna che dirige un'intera attività. Sì, sono Valentina, vengo da Nurri, questo diciamo è il mio lavoro, la mia passione, spero di riuscire a proseguire anche per il futuro, essendo giovane. Il pesce è uno dei prodotti diciamo tipici in occasioni di feste come queste. Diciamo più che altro una tradizione che va soprattutto in certi paesi e in certe sagre. Arrostire è un'arte? Sì, è un'arte, bisogna saperla fare, non improvvisarsi, non fa improvvisarsi, quello sì. Cosa sta cucinando lei? Un porchettone e una vitella, pancetta di vitella. Quanta preparazione ci vuole? 7-8 ore. Un giovanissimo che continua una tradizione antichissima. Eh sì, noi siamo amanti delle tradizioni e da ormai quasi 10 anni stiamo confezionando calzature. Siamo di Nurallao e potete vedere le nostre creazioni qui dietro le mie spalle. Chi compra le tue scarpe? Ma guardi, abbiamo una vasta clientela, dall'appassionato che ama il velluto e quindi gli piace vestire in velluto e lo scarpone fatto su misura, ma anche l'agricoltore che ha necessità di avere un bel paio di scarpe robuste per la propria attività. Sì, ma in generale noi ci occupiamo anche di pelletteria, facciamo un po' a 360 gradi, vendiamo molto bene anche online. Sì, e siamo riusciti a coniare questa tradizione alla vendita online e sta funzionando bene. La fiera di Ollastra perché è un punto ormai da secoli, credo, in cui pastori e allevatori vengono qui a scambiare i loro prodotti e noi come tali siamo qui, ormai è una tradizione di famiglia, ormai siamo il 18° anno che veniamo qua, quindi dai.
ci fa sempre piacere, e abbiamo visto anche che quest'anno è molto bella, soprattutto quest'anno sta riprendendo gli antichi arbori, esatto. Produrre attività produttive è la storia è la storia moderna e la storia antica che si incrociano anche alla Fiera di San Marco. È un evento importante quello della Fiera di San Marco, che ha una storia nel territorio regionale e oggi raccoglie tanti operatori del settore primario e anche l'attenzione di tanti sardi. Oggi la partecipazione è davvero notevole. Per me è un grande privilegio poter partecipare a questo appuntamento e poter avere un confronto diretto con gli operatori del settore primario della Sardegna. È un'occasione di confronto, di dialogo, ma anche di conoscenza di quelle che sono le attività più importanti della nostra regione. È un momento di ascoltare per poter poi rispondere alle esigenze di un territorio. Assolutamente sì, la parte dell'ascolto, del confronto, proprio con chi lavora, chi è impegnato nell'attività più difficile, più nobile e più antica della nostra regione, per dare quelle risposte e quei riscontri che si attendono. Il nostro impegno è massimo e questa è l'occasione appunto per raccogliere istanze e poter condividere anche buone proposte.